Rieccoci a Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto siamo in diretta sulla pagina Facebook, la trasmissione si divide in due parti, nella prima abbiamo il rettore della Basilica di Sant'Antonio, il padre Antonio Ramina, e nella seconda invece parleremo del CICAP, dell'evento che ogni anno arriva a Padova, organizzato ovviamente dalle persone che non vogliono essere, tra virgolette, derubate in certi comportamenti normali della vita, che invece purtroppo accadono, ma ve lo spiegherò poi. Allora, eravamo arrivati prima della pubblicità, praticamente che tra poco è il santo. Nel giorno del santo, padre Ramina, ovviamente tutti i frati sono a disposizione e operativi, nel senso che c'è da fare e c'è da sgambettare, immagino. Certo, a dire la verità l'operatività inizia già dai Molto giorni prima. precedenti, ecco, in particolare credo che sia bello ricordare. Ma c'è tensione in quel momento che tutto riesca bene, che non bisogna fare figuracce, mi scusi il termine pratico e semplice, cioè c'è tensione nei giorni prima per organizzare questo evento che poi porta migliaia di fedeli, Sì. ed è visto in diretta in tante parti del mondo, quindi è una cosa molto importante. Per me è la prima volta e credo che della tensione ci sarà, vedo che poi il grosso della fatica è essere lì continuamente a disposizione di tutti, quindi poi... E lei avrà tensione? Non lo so, glielo saprò dire ma dopo. per me, ma un po' poi si molla, un po' all'inizio, poi Certo. però lei sicuramente si molla, e quindi, no, ma credo poi l'emozione fa parte anche del noi gioco. Quando presentiamo la trasmissione, se non c'è l'emozione è inutile nemmeno a venire con le telecamere e a inquadrarci. Ecco lì, quando uno ovviamente prepara la Santa Messa del Santo, poi lei fa un discorso ai fedeli, se lo prepara, è ponderato, è in funzione della vita, dell'attualità della vita. Come prepara un rettore un discorso a migliaia di fedeli in un giorno importante come quello del Santo? Beh, siccome siamo in una basilica e ogni discorso che un sacerdote, un rettore fa all'interno di quel luogo lì dovrebbe riferirsi sempre alla parola di Dio che viene proclamata all'interno della celebrazione. Ecco, sappiamo che il Vangelo è sempre vivo per tutti, per cui starà a chi parla mettersi in ascolto e del Vangelo e della realtà che stiamo vivendo per cercare di offrire alle persone che sono lì presenti le parole più adeguate. Credo che quest'anno certamente, indipendentemente dalla parola di Dio che si ascolterà, l'attenzione di tutti e il desiderio di tutti, come diceva lei prima, sia quello di poter favorire il più possibile il ritorno alla pace in Europa e lì dove è minacciata. Perché l'uomo è così cattivo? È la stessa domanda che mi hai fatto prima, la risposta è impossibile da... Perché ritornando alla guerra mi viene da rifarla e ripeterla magari anche in maniera impropria, però è così, cioè ti accorgi e vedi delle cose che non hanno un senso logico, non ce l'hanno, la vita è preziosa, non ce l'ha, eppure a volte capitano cose così insensate, che a noi sembrano del tutto insensate, e che tuttavia hanno, credo, la radice in ciascuno di noi, anche noi nel nostro piccolo a volte facciamo delle cattiverie malefatte che non hanno senso e che nemmeno a noi è chiaro il perché, no? E tuttavia accadono. E succedono, quindi speriamo che, come ha detto anche lei, anche se oggi sembra un po' improbabile, ma termini davvero al più presto questa maledetta, perché è proprio una maledetta guerra che fa molte vittime. Senta, padre Antonio, lei praticamente nel preparare la giornata avrà dei collaboratori all'interno del Santo. Vi riunite fra tutti oppure c'è, come si dice, delle persone responsabili che organizzano il tutto? Come funziona sotto questo punto di vista l'operatività della Basilica? Decide lei assieme ai più stretti collaboratori oppure tutti i frati si riuniscono e discutono le varie cose che dovrebbero essere fatte? Tutti i frati si incontrano almeno 2 o 3 volte al mese, tutti insieme, quindi 50 persone che prendono le decisioni più importanti, che cercano di intuire i percorsi condivisi da portare avanti. Poi dal punto di vista più operativo è chiaro che ci sono dei gruppi più circoscritti
e che si interrogano su come mettere in atto ciò che tutti insieme abbiamo cercato di decidere. Per cui c'è il gruppetto dedicato alla liturgia, il gruppetto dedicato all'andamento più concreto economico della casa, eccetera. E beh, ognuno ha proprio, anche quello della cucina, allora c'è quello che fa e prepara la Lì cucina. sono 2 o 3 frati solo, non È che servono mi hanno detto che si mangia anche molto organismi. bene, poi tra l'altro, mi hanno detto anche che si mangia, mi avevo invitato una volta a Padre Svanè, non sono mai andato, però mi hanno detto, lì praticamente è proprio una comunità dove uno vive all'interno tutta la propria vita, insomma un frate vive tutta la propria vita all'interno della comunità, farà preghiere e ovviamente lavoro, preghiere e lavoro, lavoro e preghiere, insomma. Sì, molti frati lavorano fuori, penso al messaggero, penso a chi insegna, penso a chi va a Ecco, questo incontrare. vediamo, stiamo proprio vedendo dove ci sono le camere dei frati, insomma, Sì. dico. Bellissimo questo corridoio, tra l'altro immenso, molto grande, quindi molto bello. Mi diceva, mi scusi che l'ho interrotto. No, dicevo che a seconda del tipo di servizio c'è chi vive prevalentemente all'interno del convento della Basilica, chi invece è più di frequente esposto all'esterno nei vari servizi che svolge. E quindi ovviamente ognuno poi ha le proprie attività come dovrebbe. Invece le messe vengono predisposte anche lì e praticamente c'è un turno per fare le varie messe e decide il rettore le messe più